Buonasera a tutti, visto TV, il canale di oggi, di 7, sabato, dei Lampatas 2020 Kimbe. Bene tornato, ai tenovas de oggi. Cominciamo diretto da una acclarata, come si presenta, sai, da oggi, la baitamos però dai goreai, oggi la baitamos. Ecco qua, la baitamos dai nocche, ecco questa, sai, da sentire, come si vede in mezzo di questo firdes, di questo Bougainville, rinchiedete in palas proprio come ti chiedete qualche cosa di magico, insomma, qui state in palas di tutto questo bello verde, questa bella stupa. Bene, andiamo da innanzi, chi sono appuntamenti, chi sono tanto, intanto diamo subito la nuova, appunto questa sa Caia Sant'Esteban, abbiamo che solo una messa a casa, soprattutto non è possibile per questioni tecniche e quindi però o canno anche ne solo una messa e quindi non riesco manco a dittare estera, ma penso che sia a suo solito orario, poi magari nos informiamo pure del orario della messa. Bene, andiamo a sorate l'appuntamento, però in effetti vi manca una fotografia che mi hanno inviato adesso adesso un monumento appunto che bisogna prepararne, che in gioia bisogna lavorarne, che li inviamo, ecco qua, invia. E intanto cominciamo a narrare, ecco qua, la commemorazione, appunto, esonore, prorina l'atto, domenica 8, Crasa, Saldecche Mesa, in Prata, Donatore de Zambene, giornata di memoria, eccetera, eccetera. Insomma, caleste sulla preta di ammento, ecco, scusa, da Michele, l'atto per tutto l'impegno dedicato al volontariato Avis. Poi no, che Battavina già iscritto già comunità, donare, liccia, ciccia, non si legate, e poi vita, insomma. Ecco, sono tutto ceramica, quella siamo allegre sclasa, bene, la siamo allegre, che hanno da fare a vivere, a dare la diretta a questa cerimonia, insomma, crasa a Saldecche e mesa. Bosamento poi chi stasera, invece il Lupo, la bestia Pippinedda, opera teatrale, regia di Antonio Marras, e poi collaboratori, la Maddalena Congi, Teresa Loia, eccetera, eccetera, studio per una possibile riscrittura di Pinocchio, esito finale di laboratorio teatrale. L'1 7 giugno 2025, Biblioteca Comunale, Viale della Repubblica, ore 20, a Sasotto del Zero. Bene, andiamo a schinare le cose. Ecco qua, ho pubblicato una poesia di Gino Calvisi, Lupa del Gaza, che è una sua poeta, quindi si sono mobilitati in sostegno a questo popolo, il popolo palestinese, che è in genocidio totale da parte di un attimo che si li chiede collire a terra, cioè da parte di Israele. Poi colamo questa iniziativa della cooperativa Istelai, Terra e Fuoco, un viaggio tra mare e memoria, BIT mercoledì 11 giugno, primo appuntamento del 2025 con la rassegna Tepilora Culture, itinerari fuori del tempo, rassegna di musica, teatro, laboratori, conferenze, promossa dal Galno Reggio Baronia, realizzata dalla cooperativa Istelai. Si parte con un pomeriggio dedicato alla creatività manuale dalle 17 alle 19 nella piazzetta Pitalis, laboratorio di manipolazione dell'argilla aperto a tutti gli adulti e bambini a cura di ceramica e terra pintata.
A seguire, alle 21, proiezione del film L'ombra del fuoco, Sombra del subuovo di Enrico Pau. Sarà presente il regista per incontrare e dialogare con il pubblico. E queste sono sul manifesto, de convocazione, insomma, queste cioè su filmato e su cinema che deve proiettare, e questo è sul laboratorio Terra e Fuoco, come un nato a cura del Terra Pintata. Bene, Astrid mi pare che non ha arrestato nulla, mi pare che ha appena mandato tutto, sì. Andiamo da innanzi, ecco qua, nuova discarica che si sta creando tra via Michele Sanna e Preda Sarvasa, tra le due file di popolari, grazie, vabbè, ti allego foto, grazie, buon lavoro, cioè chiaramente questa è una muta in nanne in cui insomma poi andiamo a verificare, ribata a formare una discarica, insomma, questa è una macchina pistata, non dico di chieste, però evidentemente battata a merce di discarica, insomma, in cui a corso, in questa fotografia non si vede, ma vi andiamo a verificare. Bene, andiamo da innanzi. Allora, statale 131, una roulette russa, auto contro moto nell'incrocio a raso, due centauri in gravi condizioni. Di questo motociclista al mischino non sanno bene se ne sto piattuno di 8. Però questa è la proposta in prima pagina, poi ho un'altra nuova, appunto, che bestia, che poi dopo c'è data da Esi, per chi arriva dal Montalbo, stare in spiaggia costa meno. Buon dato Gianova Edesi. È tempo di mare, il caldo atteso dopo un inverno che pareva non finisse più è esploso e con esso il piacere di recarsi al mare. Per le comunità dell'interno dell'isola, dove fino a poche decine di anni fa il mare e le spiagge rappresentavano l'appannaggio di pochi fortunati, raggiungere il litorale della costa orientale è un po' più semplice e meno costoso, grazie agli accordi tra comuni, come nel caso dell'Unione dei Comuni del Montalbo. Le spiagge sono sempre più vicine e il mare è più alla portata di tutti i residenti e anche i residenti periferici. Sulla base di questi accordi, l'amministrazione comunale di Bitti informa che anche per il 2025 i cittadini residenti nei comuni dell'Unione Comuni del Montalbo potranno usufruire delle agevolazioni per i parcheggi nel litorale di Siniscola e Posada. Nel comune di Siniscola, per le spiagge di Santa Lucia, Capocomino, La Caletta, Sapretta-Ruia, ad esclusione della spiaggia di Berchida, si applicano le seguenti tariffe: 2 euro per mezza giornata, 3 euro per la giornata intera, mentre per il litorale di Posada l'accesso è gratuito. Il contrassegno, valido per il parcheggio, potrà essere rilasciato all'ingresso dei litorali presso i banchetti della Oikos, la società addetta alla gestione dei presidi, ho preso anche la biblioteca comunale via Minerva ABT. Saranno validi dal 15 giugno al 15 ottobre prossimo, ovvero fino ad autunno inoltrato. Bene, non da innanzi. Il calcio, per finanziare l'ospedale, la SL organizza un torneo e cerca risorse per attrezzare 3 reparti. Questa è un'iniziativa a beneficenza, chiaramente, organizzano una partita e poi in campo il 14 giugno dei fondi beneficeranno geriatria, medicina e oncologia. Einstein Telescope, confronto regione sindaci. Allora, l'appello degli amministratori del Nuorese: rendere più partecipi le comunità locali, illustrati i dettagli del progetto e le ricadute economiche sul territorio. Un vertice tutt'altro che interlocutorio per riepilogare i passi già compiuti e pianificare
i prossimi, forse decisivi, per portare nel cuore della Sardegna il meglio della tecnologia europea, l'Einstein Telescope, faccia a faccia, come previsto dall'accordo di programma siglato il 20 marzo scorso. A Nuoro giovedì in regione si è tenuta una riunione con i sindaci dei comuni che ricadono nell'area interessata dal progetto Einstein Telescope, che l'Italia si è candidata a ospitare nell'ex sito minerario di Sosenato, Salula. In particolare la riunione era destinata agli amministratori dei territori che rientrano nel decreto legge numero 13 del febbraio 2023. All'incontro, coordinato dal consulente della regione sull'ET Raffaele Marras, hanno partecipato i direttori dell'Infim Cagliari Alessandro Cardini, il RUP del progetto PNRR Etiche Gaetano Schillacci, l'amministratore del consorzio Leonardo Maurizio Boi, il consulente della programmazione Diego Corrias ed il consulente degli enti locali Francesco Lilliu. Vabbè, ne deve scombinato. Andiamo da innanzi. L'Avis punta su scuola e giovani, la sfida della cultura del dono, una delegazione provinciale protagonista all'Assemblea nazionale di Brescia, cioè lo legano questo proprio casa, aumentamolo a Renalato. ET, nuovo ciclo di incontri a Lula, Bitti, Orune e Onanì. La richiesta dei sindaci dei 4 paesi accolta dalla regione. I sindaci dei comuni che ricadono nel progetto Einstein Telescope, che insistono nell'area intorno a Sosenato, hanno chiesto alla regione di farsi promotrice di incontri pubblici nei singoli paesi per rendere partecipi le comunità, informarle su quanto si vorrebbe realizzare, illustrando le ricadute positive che il progetto LT porterebbe in termini occupazionali, economici e sociali. Veramente che into su 30 di questo mese potete scandidare una struttura o segnalare una struttura in possesso vostro, insomma, che potete essere adibita a come struttura di ricezione, di alloggio, insomma, di operaio o dirigente e comunque del personale che questo incarico rimanere impiegato in seu ET. La richiesta accolta è stata presentata nel corso di una riunione che ha visto esperti e dirigenti regionali confrontarsi con i sindaci di Lula, Bitti, Onanì e Orune. All'incontro, coordinato dal consulente della regione ET Raffaele Marras, hanno partecipato i direttori dell'istituto, eccetera, eccetera. Tutto lo schiamo un atto prima. Piano sanitario della regione contro l'Alzheimer e demenze. Un anziano su 13 soffre di patologie degenerative. Prevenzione, diagnosi precoce, presa in carico tempestiva e omogenea. Ecco qua. Presa in carico tempestiva e omogenea sul territorio. Sono questi i cardini del nuovo piano regionale triennale per le demenze e l'Alzheimer, approvato dalla giunta regionale. La prevalenza delle patologie neurodegenerative come la demenza senile o l'Alzheimer aumenta esponenzialmente con l'avanzare dell'età, spiega l'assessore regionale alla sanità Bartolatti, e ciò si traduce nell'8% degli over 65 per un totale di 30.337 casi. E non sono poco. Allora, denatalità e di invecchiamento, l'isola confermata maglia nera. Il rettore della Bocconi, Auristano, un tasso di over 60 come in Giappone. Decreto energia, verso la firma il ministro scrive alla regione ma Fiume Santo resta.
un'incognita. Cioè praticamente io ho un'idea di lasciare su carbone l'infunzione in Sardegna può rendere stabile, cioè, sul sistema elettrico italiano. Allora, visite mancate, scatta la multa, un modo per spillare soldi. Cancellazioni entro 2 giorni o penale oppure penale. La rivolta sul web. Vabbè, le cancellazioni, la Regione avverte, dovranno avvenire entro 2 giorni dalla visita. Certo che deve essere legale, come sono di accordo, altrimenti scatteranno le penali. Le aziende dovranno assicurare l'applicazione delle sanzioni che per i pazienti non esenti che non si presentano senza giustificata disdetta consistono nel pagamento della quota di partecipazione al costo della prestazione. Stop alle attese interminabili per una visita o per un esame diagnostico. Parte la rivoluzione del CUP regionale. A pochi minuti dal via libera dal nuovo sistema del centro unico di prenotazione regionale. Così parlò l'assessore alla sanità Armando Bartolazzi, con la rassicurazione che il sistema unico sarà dinamico, flessibile e in grado di ridurre significativamente le liste d'attesa. Fin qui tutti felici, ma l'avvio del monitoraggio delle disdette, nonché le sanzioni per i mancati preavvisi di disdetta, ha scatenato l'ira dei sardi. Sui social centinaia di commenti di protesta, e quando ti chiamano per dirti che ti hanno spostato di 6 mesi un esame, scrive per esempio Deborah Biosamina, chi rimborsa per il danno alla salute nel frattempo? Vabbè, vinto a pago questo, come che già 2 anni quasi stai aspettando e nessuno ne risponde. La sanzione, poi aggiunge, va a chi paga il ticket e non a chi è esente, un altro modo per spillare soldi, e cioè è chiaro che chi è paga sul ticket quindi è interessato a si cancellare, chi non ne paga invece si innafutiti, non è giusto manco questo, chi non paga sul ticket deve pagare la penale su Matissi, se no non si cancella mai. Medici di base, i rinforzi, ecco 45 nuovi abilitati per 30.000 pazienti, potranno acquisire 1.500 utenti ed andare nelle zone disagiate. Bartolazzi auguro lunghe carriere al servizio dei sardi. Speriamo che sempre nelle zone disagiate, ma non ha poco dubbio. La scena è incoraggiante. 45 giovani medici di famiglia discutono le loro tesi nell'aula dell'assessorato regionale alla sanità, superano le prove, vengono abilitati. Da oggi possono ottenere la titolarità di una sede. L'assessore Armando Bartolazzi li saluta con parole solenni e la giusta dose di ottimismo. Chi è già in servizio potrà seguire altri 500 pazienti, chi non ha alcuna sede potrà prenderne 1.500. In tutto stimiamo un aumento tra il 22 e i 30.000 utenti coperti. Poi l'augurio, lunga e proficua carriera al servizio dei sardi e della Sardegna. Ma appena fuori da quella stanza la realtà prende un'altra piega, perché la Sardegna oggi è un'isola dove un terzo delle sedi di medicina generale è ancora vacante, dove le coperture sono parziali e dove in molte aree interne il medico di base non c'è. I numeri aggiornati a marzo 2025 raccontano una copertura media del 70%, con punte critiche Nuoro è al 56%, Sassari al 75%, Cagliari al 75%, nonostante la presenza del maggior numero di professionisti. Nel complesso mancano 460 medici di base, ce ne sono 858 titolari, 76 con incarico provvisorio, quindi una cosa veramente disastrosa. Alzheimer, i costi delle cure
sono tutti a carico della regione. Il Tribunale di Oristano ordina di restituire 80.000 euro ai familiari di una paziente. Una sentenza esclude che i ricoverati nell'RSA devono pagare. Export, bene i formaggi, crolla il sughero. Male. Cresce il lattiero caseario più 1,4%, mentre il comparto di Calangiano segna un meno 12,5%. Nel 2024 vendite stabili oltre terreno, in attesa degli effetti collaterali dei dazi. Questo poi su caso, chiaramente. E quindi lo strico, questo periodo dell'uocare come mananato, insomma, è abbastanza occanno vantaggioso come anno può fare lo strica. Regione, l'appello del consigliere dei Fratelli d'Italia Piga alla giunta sui ritardi negli investimenti, fondi europei non spesi. Todde deve cambiare passo. Todde sto impegnata questa questione di vertenza sua. I volti subdoli della violenza di genere. Indagine su studenti a Oristano, oltre un quarto ritiene la gelosia una prova d'amore. Il progetto del tecnico Mossa, su 541 adolescenti, più della metà ignora il numero di soccorso 1522. È il signal for help, cioè intanto non rischi, la verità è che non mi lamento manco io, questo 1522, ma è contro la violenza alle donne. Più della metà degli studenti dell'istituto tecnico Lorenzo Mostra di Oristano, per l'esattezza il 58,2%, non conosce il numero antiviolenza. Non ha mai sentito parlare della signal for help, manco io. Il gesto silenzioso per chiedere aiuto in una situazione di pericolo, né delle app che consentono alle vittime di segnalare una minaccia o ricevere soccorso in modo discreto. Il progetto è solo uno, forse il più eloquente dei dati raccolti sulla classe quinta sezione S del corso turismo sportivo nell'ambito del progetto Voce alla Verità, un'indagine articolata costruita attorno ad un questionario compilato da 541 tra studenti e studentesse dell'intero istituto, con l'obiettivo di far emergere percezioni, credenze e soprattutto zone d'ombra riguardo alla violenza di genere, in particolare quella che si manifesta nelle relazioni tra adolescenti. L'obiettivo era quello di approfondire questo argomento non solo attraverso le lezioni teoriche, ma anche coinvolgendoli direttamente in un'esperienza concreta e partecipativa, spiegano gli autori del progetto coordinato dalla professoressa Laura Marchiu con il supporto della collega Federica Elisabetta Simbula. I risultati sono stati quelli che abbiamo visto, appunto, che considerano la gelosia una prova d'amore. Andiamo per ultima sulla politica internazionale. Trump archivia Musk, è impazzito, irreparabile la rottura tra i due ex amici. Il presidente a Elon non penso più. Intanto Pupo Putin che ha renegato poi che l'hanno seccato l'aeroplanello. Pioggia di droni sull'Ucraina, 4 morti. Trump litigano come bimbi, infatti Pupo Putin. Vendetta su Kiev, Mosca agli USA, non stiamo giocando, e vabbè, infatti bisogna essere attenti. La rappresaglia annunciata da Mosca è scattata nella notte di ieri. Una pioggia di oltre 400 droni e 45 missili si è abbattuta su Kiev
e altre regioni ucraine in risposta agli attacchi nei giorni scorsi contro basi aeree russe e ad attentati ai treni attribuiti all'Ucraina. Il bilancio è di 4 morti e una cinquantina di feriti, secondo le autorità ucraine. Mosca afferma che sono stati presi di mira solo obiettivi militari, e chi li smentiti. Mentre secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, 3 degli uccisi erano membri del servizio di soccorso. L'Ucraina ha risposto lanciando oltre 190 droni su 12 regioni russe, compresi una decina su quella di Mosca. La risposta russa era stata preannunciata dal presidente Putin in una telefonata mercoledì con Donald Trump. Via. Andiamo poi a Beirut. Israele colpisce i bunker Hezbollah in Siria. Niente pace per i terroristi. In Libano, scusate, in Siria pure bombardato però. Israele riaccende anche il fronte nord mentre continua la guerra a Gaza e dopo 6 mesi di un fragile cessate il fuoco con il Libano. Quindi un attimo pronto a Berto. Poi studenti esclusi dall'Howard, vince il primo ricorso. Cioè Howard vince il primo ricorso, cioè ha fatto il ricorso a esclusione determinata da Trump e a quanto pare un giudice dato da Ione all'università e chi si deviene iscrivere all'università lo può tengaluare, quindi si sono dei altri due e no americani. In questo terminiamo il ritrovare di oggi e nos damos l'appuntamento a stasera da Luvula, da su teatro e Crasa da Prazza del Donatore de Zambene, posa cerimonia in onore di Rina Latto. Terminiamo in ocche e nos damos l'appuntamento torna a casa, ponemos a occhio. A mentre vedere di buon a tutto da Bestia TV, adioso e menzoso a crash.